L'ultima giornata di regular season, l'ultimo turno di un altro campionato che non ha risparmiato brividi ed emozioni. Da una parte una squadra che ha raggiunto il proprio obiettivo, dall'altra chi invece proverà a scalare una posizione in classifica in vista dei playoff. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 22esima ed ultima giornata del campionato di Serie A Tesis. Audace calcio a 5 Verona, tiki taka Francavilla. Le rossonere di Andrea Rossi hanno raggiunto con il pareggio di Cagliari la matematica salvezza e oggi giocano solo per salutare nel migliore dei modi il tecnico protagonista indiscusso delle ultime due stagioni. Le giallorosse di Gianluca Marzoli sono invece tra le poche squadre che oggi si giocano qualcosa. L'obiettivo è quello di scavalcare il Falconara e prendersi la quarta posizione per affrontare il primo turno playoff con il vantaggio del fattore campo. È appunto, come detto, l'ultima occasione, l'ultima partita per Andrea Rossi alla guida dell'Audace calcio a 5 Verona, e ora vedete che con il presidente Alessandro Betteghella e la vicepresidente Maddalena Oldrizzi posa per le foto ricordo Andrea Rossi, che dunque al termine della stagione e quindi al termine della giornata di oggi, della partita odierna, saluterà la società rossonera che ha condotto nelle ultime due stagioni, ottenendo 2 salvezze e una storica partecipazione alla Final 8 di Coppa Italia lo scorso anno, mentre invece le 2 salvezze ottenute solo all'ultima giornata lo scorso anno, ma paradossalmente più tranquilla e più serena rispetto a quella di quest'anno, probabilmente assieme a quella del 2023 ottenuta solo dopo il play-out contro il Futsal Irpinia, la salvezza più travagliata, più sofferta per la società del presidente Alessandro Betteghella. Andiamo subito alla lettura dei roster a disposizione di due tecnici. Da una parte appunto l'Audace calcio a 5 Verona di Andrea Rossi con il numero 1 Verdù, con il 7 Chiara Persiano, 8 Boschetto, 9 Melissa Barban, 10 Brutti, 11 Zandonà, 14 Ficetto, 20 Giulia De Luca, 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 77 Evelyn. Luana Tosetto squalifica per Luana Putthoff nelle file dell'Audace Verona. Luana Putthoff ammonita per la quinta volta sotto di fila nel match appunto pareggiato settimana scorsa al Palaconi contro il Cagliari. Per il tiki taka Francavilla di Gianluca Marzoli con il numero 1 Duda, 2 Soldevia, 3 Baldassarre, 7 De Siena, 10 Getulio, 11 Bettioli, 15 Negri, 17 Guidotti, 21 Iannelli, con il 22 Mansueto, 23 Gallus, 46 Silvia Luzzi. E dunque tutto pronto, dicevamo l'Audace Verona non si gioca più nulla oggi, squadra salva con i 7 punti ottenuti nel corso del campionato, sufficienti per stare davanti al Montesilvano che di punti ne ha 2 ed è l'unica retrocessa al termine del campionato, appunto un campionato che prevedeva una sola retrocessione per l'ultima in classifica senza disputa di play-out. Audace appunto che ha vinto l'unica partita della sua stagione qui al Pala Lupatotina a fine gennaio, 2-1 appunto contro il Montesilvano, decisiva la doppietta di Evelyn, inutile invece per le abruzzesi la rete di Zoe Spadano. Dall'altra parte il tiki taka Francavilla che oggi appunto con 38 punti affronta l'ultima giornata partendo dalla quinta posizione, proverà a scalzare dalla quarta l'Ocasa Falconara che gioca in casa contro la Kickoff che non ha più obiettivi, nona resterà, una delle poche formazioni appunto che si giocherà qualcosa oggi assieme a Lazio e Cagliari che invece giocano per il settimo e l'ottavo posto per appunto evitare eventualmente la sfida contro la Women Roma. È cominciato il match, la partita numero 22, ultima giornata di campionato della Serie A Tesis 2025-2026, quadro che si è aperto con alle 16 la vittoria 3-0 della Women Roma contro la Soccer Altamura. Women Roma che consolida, ovvio, già sicuro il secondo posto, sesto posto invece per la Soccer Altamura che affronterà il Bitonto nel derby pugliese al primo turno playoff ai quarti di finale, ma andremo a darvi tutti gli aggiornamenti del caso nel corso della telecronaca alle 18. Audace Verona tiki taka Francavilla, Bitonto Cagliari, CMB Lazio e Ocasa Falconara Kickoff a chiudere alle 18:30, partita senza alcuna utilità ai fini della classifica. Attenzione nel frattempo alla grande occasione per l'Audace Verona, dicevamo Montesilvano e Molfetta chiuderanno il quadro e daranno l'addio diciamo alla regular season della Serie A Tesis. Intanto c'è stata l'occasione subito in avvio per l'Audace Verona vicina al vantaggio, grande occasione sul tiro cross di Greta Maretti per Natascia Barban che all'altezza del secondo palo non è riuscita a coordinarsi per indirizzare la porta ormai sguarnita alle spalle di Sucek. Soldeviglia riceve da Bettioli, gioca verso Mansueto che protegge palla, la miglior marcatrice della formazione
abruzzese in questa stagione con 15 reti realizzate. Bettioli, ancora la giocata, guadagna metri, Bettioli cede a Mansueto, Mansueto che può calciare in scivolata, brava Evelyn a metterle il pallone in calcio d'angolo, 1 minuto e 7 secondi, già con buon ritmo, una grande occasione da una parte per l'Audace Verona con Natasha Barban vicino al 7° gol della propria stagione per tornare ad essere in coabitazione con la gemella Melissa, la miglior marcatrice dell'Audace Verona appunto in campionato con appunto 7 reti. Dall'altra parte questa iniziativa sull'asse Bettioli, Mansueto, Soldevia riceve da De Sena, va proprio da Mansueto, alle sue spalle la spinta di Melissa Barban, si lamenta l'indirizzo dell'arbitro. Andiamo a dare, appena termina l'azione, anche la lettura della terna arbitrale dei 2 arbitri, il cronometrista oggi al Pala Lupatotina, che mi sono colpevolmente dimenticato di annunciare in apertura di cronaca. Tiro cross da parte di Bettioli a cercare sul secondo palo Mansueto, brava Verdù in 2 tempi a far suo il pallone, a rilanciare l'azione delle compagne. Diciamo la terna arbitrale oggi al Pala Lupatotina, il primo arbitro è Chiara Perona di Biella, il secondo Giovanni Agosta di Rovigo, al crono Alessio Briguglio della sezione AIA di Brescia. Torniamo in cronaca con De Sena che gioca per Bettioli, cerchio di centrocampo, allarga per Mansueto, Mansueto ha un po' di spazio, Mansueto dentro, bella azione tutta in velocità del tiki-taka, il pallone dentro di Mansueto per la corrente De Sena, sulla cui conclusione a pochi passi dalla porta di Verdù è arrivata la deviazione decisiva di Melissa Barban, calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo giallorosso per il tiki-taka Francavilla quando sta per scadere il secondo minuto di gioco, sempre ovviamente 0-0 al Pala Lupatotina. Bettioli si accentra, Bettioli cerca spazio, su di lei in pressione Evelyn, allarga, anzi accentra la giocata verso Mansueto, il break, attenzione però la palla recuperata, Mansueto ancora, c'era stato il break di Greta Maretti, Mansueto palla sul mancino verso Bettioli, palla dentro, ancora brava Evelyn, palla che torna però dalla 11 giallorossa con la suola verso Mansueto, gioco di gambe, molto brava però in copertura ancora Evelyn. Bettioli calcia, Bettioli colpisce in pieno Barban, sul pallone vagante la più lesta però è ancora De Sena che gioca ancora la palla per il tiki-taka, cerca di chiudere il dai e vai con Mansueto, ha capito tutto Melissa Barban e poi cerca di involarci, ottima giocata della 9 rossonera oggi in maglia bianca, è lei la prima a cedere il posto sul parquet ad una componente della panchina, nella fattispecie si tratta di Eleonora Zandonà che appunto fa il proprio debutto nella giornata odierna. La classe 2004, a segno 2 volte in stagione, riceve da Maretti, torna dalla numero 21, lungolinea per Zandonà che controlla, riesce anche ad evitare che il pallone esca, ancora Zandonà, Zandonà la giocata, molto brava poi Sucek in scivolata, Duda a uscire e a sbarrare la strada, giocata coriacea, insistita da parte di Zandonà che riceve da Maretti un pallone lungo la banda e poi riesce anche ad evitare che il pallone esca, vince il rimpallo con Bettioli e va a calciare dalle parti di Duda che le sbarra la strada, le dice di no, riparte il tiki-taka che ha già guadagnato un calcio d'angolo dalla parte opposta, lo batte Ana Soldevia Delgado, la palla dentro scodellata per Mansueto che si coordina, va di controbalzo con un pallone che però si impenna e termina la propria corsa alto sulla traversa della porta, difesa da Verdù che ha già appoggiato a Evelyn. Natasha Barban, ancora Evelyn, spezza il raddoppio di marcatura, ancora Evelyn, si lancia Evelyn che calcia poi sul ritorno di De Sena, applausi del Pala Lupatotina, bella giocata da parte della 77 classe 2003 ex Unidep Patobranco, in diagonale a lato però non è riuscito a coordinarsi nel migliore dei modi, ha dovuto affrettare i tempi della giocata per il ritorno di Rebecca De Sena. Mansueto allarga per Soldeviglia, la numero 2 che va a calciare senza troppo ritmo, guadagna comunque un calcio d'angolo per la deviazione di Greta Maretti, calcio d'angolo stavolta dal lato destro del fronte offensivo abruzzese. 16 minuti e 2 secondi al termine del primo tempo, ne sono passati appunto 3,58, sarà calcio d'angolo. Ha fatto una discreta collezione di corner il tiki-taka Francavilla di Gianluca Marzoli, ex tecnico del Bitonto, con cui ha vinto tutto nei 3 anni appunto in Puglia. Palla dentro per De Sena, scambio dalla
corner tra Bettioli e Mansueto. Cerca la fuga Zandona solitaria, ha capito le intenzioni della numero 11, la 7 in maglia rossa, Rebecca De Siena, che mette in fallo laterale dal lato destro del fronte offensivo rossonero. Guardate che, come avrete ben capito, in questo primo tempo attacca dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Evelyn finta il tiro e poi lei l'ultima a toccare, indica alla propria sinistra Agosta, perché la rimessa laterale è in favore del tiki-taka Francavilla. Si rintana all'interno della propria metà campo l'Audace Verona, attendendo e lasciando spazio per l'impostazione alla tiki-taka. De Siena cerca la giocata in verticale per Mansueto, ha capito tutto Zandona, che poi non riesce a saltare. Una grande giocata di Bettioli col tunnel a seminare proprio l'altra 11 in campo, appunto Eleonora Zandona. De Siena ancora duello con Zandona, che riesce a costringerla al tocco in fallo laterale. Sarà dunque rimessa laterale per Audace Verona, con Evelyn che chiede qualche secondo ad Agosta per allacciarsi lo scarpino. Melissa Barban, tornata sul parquet, ha sostituito proprio la gemella Natascia. Il lancio verso Maretti da sinistra a destra a cercare l'incursione. Una bella giocata di Bettioli, gran palla per De Siena, ha capito tutto Verdù, grande uscita, bello lo sviluppo del tiki-taka con la gran palla poi di Bettioli. Solo l'unico difetto, leggermente troppo lunga per la corsa e l'incursione di De Siena, anticipata alla grande scelta di tempo di Verdù, che poi va ad anticipare ancora Mansueto, che sportivamente, senza forzare la giocata, le lascia quasi il pallone senza entrare in rotta di collisione. Si allunga il pallone Melissa Barban, cercando una improbabile, un po' precipitosa azione personale, senza appoggiare semplice a Evelyn, guadagnando comunque sapientemente la rimessa laterale, battuta da Evelyn all'indietro Zandona, che allarga, anzi no, tende di allargare, lo fa ora per Maretti, che punta occhi negli occhi De Siena, gran palla per Zandona, palla dentro, deviazione e poi raccolta da Duda. Bettioli. Siamo entrati nel secondo quarto del primo tempo, 0-0 alla palla lupatotina tra Audace Verona e tiki-taka Francavilla. Audace Verona già salva, tiki-taka che proverà ad insidiare il quarto posto del Falconara, già sicuro l'abbinamento. Attenzione alla giocata, il palo da parte di De Siena sull'assist di Getulio, appena entrata in campo la 10 ex la Mezze Kickoff, che gioca con una vistosa maschera in volto. Bella giocata della 10 in maglia rossa, è entrata anche Alessia Guidotti, che cerca subito la giocata, il lancio ad allargare per favorire l'inserimento dalle retrovie di Brenda Bettioli, che desiste, non riesce a raggiungere il pallone. La classe 90, ormai la quinta stagione al tiki-taka, tutti gli anni in Serie A della società del presidente Tiberio e del direttore generale Ferraro. La gran giocata da parte ancora di Getulio, ispirata in questo avvio di partita. Siamo del presidente Marco Tiberio e di Massimiliano Ferraro, fondata appunto nel 2018, rapida scalata nel 2021, proprio come l'Audace, l'arrivo, l'approdo in Serie A, poi tante stagioni con grandi soddisfazioni, nessun trofeo, forse l'unico rammarico è la ciliegina sulla torta mancata fin qui alla società appunto del tiki-taka Francavilla, che comunque proverà di nuovo nei prossimi playoff a togliersi anche questa soddisfazione, questa grande soddisfazione dopo due finali perse, sempre contro il Bitonto nel 2023 e nel 2024. Ci prova poi al volo con il mancino direttamente dalla battuta del corner di Guidotti Brenda Bettioli, senza inquadrare lo specchio della porta. Torna a farsi vedere dunque il tiki-taka, che negli ultimi minuti ha alzato la pressione sulla difesa rossonera, ma il punteggio non si è ancora sbloccato, sempre 0-0. Maretti riceve da Verdù, osserva la disposizione delle compagne, cerca la giocata in verticale, non c'è stata deviazione di Soldevia, la palla che è terminata direttamente in fallo laterale. 7 minuti esatti trascorsi alla palla Lupatoteno, dicevamo è sicuro l'abbinamento playoff al primo turno tra Ocasa Falconara e tiki-taka Francavilla, solo da decidere chi giocherà in casa, per il momento al quarto posto appunto, e con il vantaggio del fattore campo il Falconara.
c'è un po' di difficoltà da parte di Agosta nell'individuare di chi è stato l'ultimo tocco. L'ultimo tocco era evidentemente di Brenda Bettioli, non aveva ravvisato l'ultimo tocco della giocatrice ospite Agosta, che aveva assegnato la rimessa laterale al tiki-taka dopo un veloce conciliabolo tra Bettioli, Guidotti, Maretti e l'arbitro. Inversione della rimessa, ammissione da parte delle giocatrici abruzzesi, e quindi rimessa laterale battuta dall'Audace Verona, che è andata ora a guadagnare la metà campo offensiva. Verdù, attenzione che perde il pallone, Soldevia non riesce però ad ottenere e a ricavarsi lo spazio giusto per andare alla battuta rete, dopo che appunto la porta era rimasta sguarnita per la giocata errata da parte di Marta Verdù. Fuori dai propri pali, Bettioli prova il mancino rimpallato da Evelyn, che non riesce però a far ripartire stabilmente l'azione Audace Verona. Allarga Bettioli da Getulio, palla sul destro, ora sul sinistro, Getulio calcia, deviazione di Natascia Barban e calcio d'angolo nuovamente in favore della formazione di Marzoli. Nel lato opposto, il lato sinistro del fronte offensivo giallorosso, se ne incarica Anna Soldevia Delgado, che cerca dentro la deviazione di Getulio, guadagna il pallone Guidotti, che torna indietro direttamente da Duda, che allarga sulla sinistra per Bettioli, torna stabilmente ad occupare la metà campo offensivo, lo fa anche con Duda in posizione di giocatrice di movimento aggiunto, praticamente un power play. Ora rientra dai pali il portiere, classe 99, sì, come la collega Marta Verdù. Ancora Duda che allarga per Soldevia, guadagnando la metà campo dell'Audace Verona e creando appunto la situazione di power play. Palla molto bella per Getulio, la palla dentro per Guidotti e c'è il vantaggio del tiki-taka Francavilla con Alessia Guidotti. Si tratta del gol numero 3 in stagione per la classe 87. Tiki-taka in vantaggio 1-0 al Pallaluppa Patottina. Splendido sviluppo della squadra di Marzoli con Duda che ha pescato perfettamente con un pallone splendido, preciso, lungolinea. Getulio, che aveva guadagnato una posizione non decifrata dalla retroguardia rossonera, all'altezza praticamente dell'incrocio delle linee del corner praticamente. Palla perfetta poi, altrettanto perfetta anche quella di Getulio dentro l'area per Guidotti, che da 0 metri, praticamente da 2 passi, ha potuto infilare nella porta rimasta sguarnita, con Verdù assolutamente incolpevole. Gol facile di Guidotti, ma splendido sviluppo, splendida azione da parte del tiki-taka. Soldevia calcia, ricevendo ancora da un ispiratissimo, davvero entrata benissimo in partita Getulio, guadagnando un altro corner. C'è Verona che sta soffrendo in questi ultimi minuti. Ovviamente i valori in campo sono decisamente sbilanciati in favore della squadra ospite. Getulio e il gol di Ana Soldevia Delgado, 1-2 tiki-taka. Entrambi i gol all'interno del 9° minuto di gioco. La dedica verso la tribuna, verso la nostra telecamera, da parte di Ana Soldevia Delgado, rete numero 10 per lei, che quindi raggiunge la doppia cifra, quarta miglior marcatrice del tiki-taka alle spalle di Mansueto, Bettioli e Getulio. E ora il time out chiesto da Andrea Rossi dopo 9 minuti esatti di gioco all'interno del primo tempo al Pallaluppa Patottina, con il tiki-taka che appunto negli ultimi secondi di gioco, con 2 reti in rapida successione entrambe all'interno del 9° minuto, prima con Guidotti poi con Soldevia, è riuscita a portarsi sul doppio vantaggio. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati che stanno maturando sugli altri campi, altre 3 partite in contemporanea, con il appunto tiki-taka avanti 2-0 qui al Pallaluppa Patottina sull'Audace Verona. Cagliari avanti a sorpresa 1-0 sul Bitonto in trasferta, 2-0 del CMB sul Lazio e 0-0 tra Occasa Falconara e Kickoff. In questo momento dunque Cagliari che sopravanzerebbe al 7° posto la Lazio, guadagnandosi la sfida alla Women Roma, mentre invece Lazio relegata per il momento all'8° posto, visto lo 0-2 che sta maturando sul campo del CMB Futsal Team, e sarebbe proprio CMB Lazio anche l'incrocio, l'abbinamento dei playoff. È ancora molto lunga, però siamo a un quarto di gara qui e siamo a un quarto di gara anche sugli altri campi. Molto lunga dunque ancora
la partita e lo svolgimento di questa ultima giornata, con le ultime posizioni da definire, con la griglia playoff invece già definita da una giornata, con Cagliari. Il Cagliari, ultima squadra ad aver ottenuto dopo la scorsa giornata la matematica certezza di disputare i playoff a discapito del kick-off. Getulio, Duda. Non si alza la pressione dall'Audace Verona, dunque Duda ancora in possesso palla. Giocatrice, sì, portiere, ma con 5 gol già realizzati in stagione. Capitano da quest'anno della squadra abruzzese, riesce ora a trovare lo sbocco alla propria manovra. Scusate, la tiki-taka Francavilla, Soldevilla, la giocatrice che poco fa ha realizzato la rete del 2-0 con una bella botta sotto la traversa a bucare Verdù, che impegna ancora il portiere ex Tiene, VIP e Infinity alla seconda stagione in rossonero, questa volta senza riuscire a sorprenderla. Il lancio di Maretti riesce solamente a deviare con la testa Melissa Barban, senza riuscire a controllare il pallone, nemmeno ad indirizzarlo verso una compagna. Rimessa laterale dunque dal lato opposto del campo per il tiki-taka, con il tocco di Mansueto per Soldevia. De Sena, ancora Soldevia, che allarga da sinistra a destra per Mansueto. Il tocco lungo linea per De Sena, ottima giocata, si destreggia bene la numero 7 che va dalla 2. Ancora lo scambio tra Soldevia e De Sena. De Sena centralmente imbucata per Mansueto, gran giocata con la suola. Soldevia, gran parata di Verdù. Prova a ripartire l'Audace Verona, il break da parte di Evelyn, palla per Maretti con l'esterno, un pallone che non riesce a raggiungere sul secondo palo Melissa Barban. Facile la presa da parte di Duda, altra splendida azione del tiki-taka, che quando gioca palla a terra così in velocità diventa difficile da contenere per l'Audace Verona. Azione che dopo l'ottimo lavoro in posizione di pivot da parte di Mansueto ha portato al tiro Soldevia, vicina alla doppietta, negatale dalla grande parata con i piedi da parte di Marta Verdù. Ci prova l'Audace, bella manovra e bello scambio in velocità tra le gemelle Barban, da Melissa a Natascia e poi ancora da Melissa, che guadagna la rimessa laterale. Attenzione che può ripartire Getulio, 2 contro 0, palla però troppo lunga per De Siena, che desiste, rallenta la corsa, si lamenta Marzuoli, probabilmente voleva che il numero 10, dopo l'ottimo dribbling su Evelyn, potesse involarsi verso la porta di Verdù. Nel frattempo primi minuti, se non vado errato, in serie anche per la numero 10 dell'Audace Verona, Veronica Brutti, classe 87. Non era entrata nelle ultime partite della squadra di Andrea Rossi, entrata in campo con il meritato premio in questo finale di campionato per lei, che quindi debutta in Serie A. De Siena, Getulio cerca di andare via a Dandonà, che poi riesce anche a guadagnare la rimessa laterale, perché l'ultimo tocco sulla carambola è proprio della numero 10 ex Lamezia e Kickoff, 13 reti lo scorso anno con la maglia delle All Blacks. Attenzione a Getulio, che va a fare pressione in modo efficace su Zandonà, in zona davvero sanguinosa per l'Audace Verona. Dopo aver guadagnato palla era già praticamente a mezzo metro da Verdù, costretta ad uscire e a fermare la conclusione proprio di Getulio. Era in pressione su Zandonà, aveva calciato subito di prima intenzione verso la porta di Verdù, brava a negare il 3-0 al tiki-taka. Si resta dunque sul 2-0, maturato con 2 reti all'interno del 9° minuto. Prima Guidotti, poi Soldevia. Angolo guadagnato dal tiki-taka. Il Bitonto nel frattempo ha pareggiato 1-1 grazie a Lussileia in casa contro il Cagliari. E dunque ora
Lazio nuovamente al 7° posto, sarebbe il Cagliari, stando così le cose, ad affrontare il CMB. Il primo turno playoff. Altro aggiornamento dunque dai campi, con l'Ocasa Falconara anche in vantaggio 1-0 sul kick-off, a rispondere al tiki-taka che si era momentaneamente impossessato della 4ª posizione. Ora di nuovo appannaggio dei Citizens di Giulio Domenichetti. Fase un po' interlocutoria della gara negli ultimi secondi. Attenzione al grande rischio da parte di Evelyn, che ha cercato Verdù con un pallone davvero rischioso in orizzontale, con appunto Verdù che aveva lasciato la porta sguarnita per aiutare la fase di prima costruzione dell'Audace Verona. La deviazione di Bettioli poteva diventare fatale per l'Audace Verona. 7 minuti, poco più. Nel tempo fischia Perona, che va a rivolgersi a Marzoli. O un'inversione della battuta della rimessa laterale, oppure semplicemente la rimessa era dell'Audace Verona. Sinceramente mi è sfuggita la cosa, rimessa comunque in favore dell'Audace. Zandonà ha ricevuto da Brutti, Zandonà calcia e sorprende Duda. 13 minuti esatti sul cronometro, 7 al termine del primo tempo, 1-2 Eleonora Zandonà. Il gol numero 3 in stagione per la classe 2004, prodotto del settore giovanile rossonero, protagonista anche con la maglia dell'Under 19 2 stagioni fa, campionessa di tutto, allenata da Arianna Pomposelli. Bel tracciante, bel diagonale mancino, non potente ma molto preciso, soprattutto passato attraverso una selva di gambe, non letto, non codificato da Duda, rimasta immobile sulla linea di porta, non è riuscita a disinnescare la conclusione di Zandonà, che si è dunque infilata alla sua sinistra all'angolino basso, staccandosi appunto all'angolino basso, non lasciando scampo al portiere classe 99. 1-2 dunque al Pala Lupatottina, con l'Audace Verona che torna in partita e torna a crederci. L'andata era finita 3-3 con le emozioni, grandi emozioni racchiuse nel finale, con la rete del vantaggio dell'Audace Verona realizzata a 33 secondi della sirena da Melissa Barban, e poi il pareggio definitivo del tiki-taka con Bettioli a 13 secondi dalla sirena. Quindi nell'ultimo minuto di gioco il botta e risposta, prima il 2-3 Audace con Melissa Barban e poi il 3-3 definitivo di Brenda Bettioli. Audace che proprio in tiki-taka, scusate, che proprio in quei giorni aveva salutato diverse giocatrici nel corso appunto della sessione invernale di mercato. Ha salutato anche 2 giocatrici arrivate proprio in estate, come Giorgia Ballardin, tornata proprio al Falconara, e Benedetta De Angelis, che in estate aveva percorso la tratta Verona-Francavilla al Mare, appunto dall'Audace Verona dopo 5 stagioni in rossonero, accasandosi al Nora in Serie B. Salutate poi anche Anna Lucia Prenna, andata al Montesilvano, e soprattutto Sara Butima, accasatasi al CMB Futsal Team, capolista, squadra di Massimiliano Neri, che sta concludendo la stagione con sole vittorie, 22 in 22 partite, con il 2-0 che sta maturando contro la Lazio in quest'ultima giornata per il momento. Calcio di punizione battuto dal tiki-taka, il blocco irregolare da parte di Anna Soldevia ai danni di Eleonora Zandonà. È il secondo fallo della partita per il tiki-taka, 2-1 il conto dei falli per il tiki-taka in questo primo tempo, 2-1 anche il punteggio che conta, sempre in favore del tiki-taka. Soldevia si destreggia bene con una serie di finte larga, anzi torna indietro da Mansueto, che guadagna lo spazio nel cuore della difesa rossonera e calcia con la punta. Ottima parata a distendersi alla propria sinistra da parte di Marta Verdù, a concedere solamente il corner al tiki-taka
Corner battuto da Brenda Bettioli, inedito da Anna Soldevia, centralmente proprio per Nicoletta Mansueto. Grande giocata con la suola per il tiro con il mancino da parte di Brenda Bettioli. Ancora grande risposta da parte di Marta Verdù, e poi brava, intelligente Evelyn Luana Tosetto a guadagnare il rinvio dal fondo, facendo carambolare il pallone sui piedi di Anna Soldevia Delgado. 5 minuti e 46 secondi al termine del primo tempo. Audace Verona 1, tiki-taka Francavilla 2. Guidotti, Anna Soldevia Delgado e Zandona. Bettioli, finta di corpo a mandare praticamente al bar due avversarie, palla poi verso De Siena con la suola, il tocco ai suoi danni da parte di Zandona, altro fallo, 2-2. Il conto ora delle irregolarità, che non riproduce più il punteggio, il conto dei gol, che resta ovviamente di 2-1, e su questo fallo a 5:26 al termine del primo tempo, time out chiesto anche da Marzuoli, chiede il time out tecnico, a propria disposizione anche il tecnico ex Bitonto, che con il Bitonto in 3 anni ha vinto tutto, ha collezionato 9 finali consecutive, tra cui 2 europee, ha conquistato 8 titoli tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e, chiamiamola, Champions League al femminile. Tecnico che vanta comunque anche prima del Bitonto una carriera di assoluto rilievo a livello non solo nazionale ma pure internazionale, già 4 volte panchina d'oro, appunto al primo anno dopo la trionfale esperienza di 3 anni appunto al Bitonto, con 2 scudetti vinti nel 2023 e nel 2024 proprio contro il Bitonto, il primo alla Bella gara 3, il secondo invece a Mola di Bari nella gara secca. Il primo anno era stato il primo anno, il 2024 a giugno, il primo anno in cui lo scudetto della Serie A femminile si assegnava in gara unica. Lo scorso anno pure in gara unica a Pescara, con la vittoria proprio contro il Pescara dell'Ocasa Falconara. Quest'anno invece dal 10 maggio si parte con i playoff, con gara 1 dei playoff in casa della squadra peggio classificata, e poi gara 2 e gara 3 invece in casa della squadra con la miglior classifica testa di serie, che saranno invece il 15 e il 17 maggio. Avremo modo però di tornare a parlare dei risultati che stanno maturando sugli altri campi, dell'abbinamento playoff e del quadro appunto dei playoff al termine del match. In corso di cronaca appunto andremo a dare tutti i dettagli. 5:26 si torna in campo con Guidotti che lascia spazio alla battuta a Mansueto, palla verso Bettioli con il sinistro di prima intenzione, solita grande tecnica con ambo i piedi da parte di Brenda De Sousa Bettioli, che costringe Verdù all'ennesima parata della propria partita, questa sicuramente non una delle più difficili. Calcio d'angolo in favore della tiki-taka, Bettioli questa volta va a colpire male, un tiro che diventa comunque un assist per Rebecca De Siena, che poi fa carambolare il pallone sui piedi di Zandona, se non vado errato, guadagnando la rimessa laterale in zona offensiva, con Guidotti che scodella dal lato opposto per Bettioli, che quasi in surplus chiama all'uscita, chiama all'azione offensiva anche Duda. Bettioli, su di lei si alza in pressione l'altra 11 in campo, Zandona, gioco di gambe di Bettioli che viene dentro il campo sul destro per allargare poi da De Siena. Ora Mansueto, su di lei in pressione questa volta invece Evelyn, che le tocca il pallone in fallo laterale all'interno del cerchio di centrocampo, riceve Guidotti che allarga sulla destra per De Siena, gioco di gambe, finta e controfinta, va poi a calciare praticamente un tiro cross, costringendo comunque ad una non banale deviazione con i piedi Verdù. Calcio d'angolo ancora. 4:40 al termine del primo tempo. Tiki-taka che dopo aver subito la rete dell'1-2 da Eleonora Zandona è tornata ad occupare stabilmente la metacampo offensiva. Il tiro di Getulio, debole ma che poteva diventare molto molto insidioso, velenoso per Verdù, sempre molto attenta, probabilmente la migliore in campo tra le fila dell'Audace Verona in questo primo tempo. Poi ha provato la sortita offensiva, l'azione personale Greta Maretti, che però si è trascinata il pallone sul fondo, pallone protetto tra l'altro dall'uscita di Duda. Bettioli, ancora surplus, ancora gioco di gambe, palla sul mancino, colpisce in pieno Mansueto, riesce ad evitare che il pallone termini oltre la linea laterale del campo, e questa volta va poi con il mancino a colpire
Evelyn. Si tratta dunque di rimessa laterale all'indietro da Getulio, proprio Bettioli che torna in possesso del pallone, gioca in verticale per Mansueto che difende il pallone, si allontana forse di qualche centimetro di troppo, perdendone quasi il controllo, il contatto, e però andando a vincere il rimpallo con Melissa Barban, guadagnando la rimessa laterale. Guidotti riceve e smista per Getulio. Ancora il numero 10, gioco di gambe, finta contro finta, palla scambiata con Bettioli, Getulio. Brava Zandonà a tornare su di lei, ripiegamento difensivo molto prezioso del numero 11, autrice della rete del Audace Verona in questo primo tempo. La rete dell'1-2 che ha dimezzato il passivo per la squadra di Andrea Rossi, lo ricordiamo come dichiarato, annunciato in apertura di cronaca all'ultima in rossonero al termine della stagione, cioè al termine della giornata odierna. Saluterà il team rossonero, la società del presidente Alessandro Betteghella, con cui appunto è andato a chiudere il rapporto, andrà a chiudere la potenziale Melissa Barban che calcia, bel diagonale, fuori non di molto, pur a mio avviso controllato da Duda. Buona occasione comunque dell'Audace, salutato dall'applauso del pubblico del Pala Lupatotina, numeroso oggi per l'ultima partita di regular season, l'ultima partita dell'Audace Verona, che l'anno prossimo per il 6° anno consecutivo sarà al via della Serie A nazionale femminile di calcio a 5. Bettioli dopo aver ricevuto da Mansueto prova la giocata, prova il tiro, parato, respinto diciamo da Evelyn, torna indietro da Mansueto, palla per Getulio che rallenta un attimo i ritmi, cerca di consolidare il possesso, il tiki-taka, muovendo le linee della difesa rossonera, poi prova a saltare qualche linea difensiva Getulio con il pallone in verticale per Bettioli, aveva capito tutto Maretti che poi però ha giocato sulla propria destra, troppo lungo per Zandonà, non è riuscito a raggiungere il pallone. 2,45, diciamo 6° anno il prossimo anno per l'Audace Verona, anche ovviamente per il tiki-taka Francavilla nel 2026-2027. Mansueto per Getulio, palla sul mancino, finta il tiro, se lo porta sul destro, si attira su di sé un paio di giocatrici in maglia bianca, giocando poi, cedendo il pallone a Mansueto in... Attenzione alla grande giocata di Maretti con la suola, il tunnel ai danni di Mansueto, allungandosi però poi troppo il pallone. Comunque applausi del Pala Lupatotina. Bettioli riceve da Getulio, guadagna qualche metro, praticamente in surplus con la suola, non perde mai il pallone Getulio. Ottima poi l'imbucata per Guidotti che non riesce a dare forza al proprio mancino verso la porta di Verdù, che raccoglie facilmente. Imbucata di Verdù per la corsa di Zandonà che non riesce poi a trovare una compagna, andando poi a stendere Guidotti, fischia incredibilmente fermando un contropiede e una situazione di 2 contro 1, negando un solare vantaggio al tiki-taka Agosta, direttore di gara della sezione di Rovigo, che è andato a fischiare il fallo di Zandonà su Guidotti, fallo che c'era tutta la vita, ma si stava creando una situazione di 2 contro 1 a campo aperto per il tiki-taka e si trattava di un chiaro vantaggio non concesso da Agosta, che avrà capito probabilmente subito, immediatamente, di aver fischiato troppo frettolosamente. Poco importa, 90 secondi al termine del primo tempo, il tiki-taka ancora in possesso palla con questo 5 contro 4 a tutti gli effetti, perché Duda ha guadagnato la metà campo offensiva nuovamente per dar manforte allo sviluppo del possesso della manovra della squadra di Marzuoli. Azione che si conclude con il sinistro decisamente fuori misura, questa volta meno preciso del solito da parte di Brenda Bettioli. Evelyn prova la sortita offensiva andando a infilarsi in mezzo a due, andando poi a spingere Guidotti, che le si era fatta davanti, messa davanti, ha guadagnato la posizione di vantaggio in modo più che regolare.
70 secondi al termine del primo tempo, quarto fallo commesso dall'Audace, che ne ha ancora 2 a disposizione prima di concedere il tiro libero eventuale al tiki-taka. Bettioli, ultimo minuto, all'indietro da Duda, che guadagna nuovamente la metà campo offensiva, allarga poi un pallone parallelo alla linea mediana del campo per Getulio, che ha scambiato con Mansueto, ancora da Getulio a Duda, scambio tutto verde oro, ancora Duda che gioca a Guidotti, palla centralmente per Mansueto che calcia, una deviazione che va a spiazzare Verdugo, la palla che però si spegne sul fondo. Altra ottima azione del tiki-taka con Mansueto, che ha avuto anche il tempo di sistemarsi il pallone, accomodarcelo sul destro. Brava poi Natasha Barban con questo preziosissimo lavoro difensivo a negare il tiro a Mansueto sul tocco da corner di Bettioli. Guidotti per Getulio, ha intercettato Maretti, aveva intercettato Melissa Barban, poi Maretti non è riuscita ad involarsi. Ultimi 18 secondi con la rimessa laterale ora in favore dell'Audace Verona, con Maretti che prova a sorprendere la retroguardia giallorossa in questa giocata veloce a tagliare il campo verso il secondo palo per l'inserimento di Natasha Barban, che non riesce però a raggiungere il pallone. Mancano 10 secondi al termine del primo tempo, finirà probabilmente con il possesso del tiki-taka il primo tempo. Guadagna, intercetta il lancio di Getulio Melissa Barban, che cerca la gemella sull'intercetto di Getulio. Suona la sirena al Palalupa Totina, sirena che sancisce il termine del primo tempo che si chiude con il tiki-taka avanti 2-1 sull'Audace Verona, le reti di Alessia Guidotti e Ana Soldevia Delgado per il 2-0, tutto all'interno del nono minuto di gioco per la formazione di Marzoli. Quella di Rossi risponde parzialmente con la rete di Eleonora Zandonà, che dimezza il passivo e fissa l'1-2 dell'intervallo. A tra poco per la ripresa qui al Palalupa Totina, sempre con la ripresa appunto di Audace Verona tiki-taka Francavilla.
Bentornati al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Verona e Tiki Taka Francavilla sono tornate sul parquet, e tra pochi istanti sarà Nicoletta Mansueto a dare il via al secondo tempo, primo tempo che si è chiuso con il vantaggio proprio ospite della formazione abruzzese 2-1 sull'Audace Verona, con Guidotti e Soldeviglia a segno, entrambi all'interno del nono minuto. Al 13° esatto, a 7 minuti esatti al termine del primo tempo, la rete di Eleonora Zandonà a dimezzare il passivo. Sugli altri campi Bitonto Cagliari 1-2, con Pellegrini tornata in vantaggio la formazione sarda, 3-0 CMB Lazio e 3-0 anche Occasa Falconara Kickoff. In questo momento al quarto posto il Falconara, al quinto il Tiki Taka, quindi incrocio primo turno playoff con il vantaggio del fattore campo per l'Occasa. Settimo posto per il Cagliari, che sopravanzerebbe la Lazio all'ottavo posto, relegata all'ottavo posto Lazio, che quindi andrebbe ad affrontare al primo turno playoff proprio il CMB, da cui sta perdendo 3-0. CMB che è destinata, lanciata a chiudere la stagione con 22 vittorie in 22 partite, con uno score straordinario per il momento. 135 gol fatti, 39 subiti, una differenza reti, pensate, di più 96. Torniamo in cronaca perché sono passati già i primi 30 secondi in questo secondo tempo. Ovviamente il punteggio non è cambiato rispetto a quello con cui si è andati all'intervallo. Scambio difficoltoso tra De Siena e Bettioli, con la numero 7 colta quasi in controtempo del passaggio della 11. È proprio la 11 che torna in possesso palla, cerca di mettere ordine, gioca per De Siena che allarga da Mansueto, ancora verso Bettioli in verticale per Soldeviglia, che resiste alla carica di Natascia Barban, che poi torna in possesso palla, va a calciare quasi come alleggerimento dalle parti di Duda, che non ha problemi a bloccare il pallone, a far ripartire l'azione delle compagne. Siamo entrati nel secondo minuto della ripresa, il tocco di esterno di De Siena verso Bettioli per l'inserimento, per la sovrapposizione di Bettioli, con la scivolata decisiva in fase difensiva da parte di Natascia Barban, che concede la rimessa laterale, sugli sviluppi della quale arriva poi il tiro alto sulla traversa da porta difesa da Verdù da parte di Rebecca De Siena. Cerca la giocata solitaria, andando poi ad infilarsi in un imbuto Maretti, riparte il Tiki Taka con il gran gol, con la grande staffilata sotto la traversa da parte di Nicoletta Mansueto. 1 minuto e 31 secondi all'interno della ripresa. Nicoletta Mansueto 3-1. Splendida azione tutta in velocità sull'asse De Siena-Bettioli, palla giocata poi sul lato debole per Mansueto, di prima intenzione con il piattone destro a superare Verdù con un tocco alto sotto la traversa, che è andato anche a baciare la parte bassa della trasversale. Nel frattempo poi ci riprova 2 volte De Siena, primo tiro centrale respinto corto da Verdù, sul tap-in, sul rimbalzo ancora De Siena, di prima intenzione. Questa volta la palla è terminata alta sulla traversa, vicino al 4-1 il Tiki Taka. Dicevamo, il tiro di prima intenzione da parte di Mansueto, che dunque è andata a realizzare il gol numero 15 del proprio campionato, miglior marcatrice della formazione abruzzese. Con 15 Mansueto, a 11 seguono Bettioli e Getulio, a 10 grazie al gol realizzato nel momentaneo 0-2 nel primo tempo Soldevia, mentre invece la giocatrice che ha sbloccato il tabellino e ha aperto le marcature nel pomeriggio, tardo pomeriggio del Pala Lupatotina, Alessia Guidotti, aveva trovato il terzo gol stagionale per Zandonà, anche per lei terzo gol in campionato. Evelyn prova il break offensivo, la giocata sulla destra per Melissa Barban, di nuovo da Evelyn. Evelyn si destreggia molto bene in mezzo a 3 avversarie, capisce poi le sue intenzioni, va a proteggere palla, concedendo però poi la rimessa laterale Ana Soldevia Delgado. Rimessa laterale in zona offensiva dal lato destro, il fronte offensivo rossonero per l'Audace Verona, prova a mettere dentro Evelyn in 2 tempi, a mettere fuori con la testa Ana Soldevia Delgado. Ancora dunque rimessa laterale leggermente più arretrata, e ora un'altra dalla stessa medesima posizione per l'Audace Verona. Evelyn va direttamente da Verdù, che guadagna metri. Verdù può andare a calciare, Verdù calcia, palla alta sulla traversa, controllata da
Duda che rilancia poi velocemente con le mani verso Bettioli, anticipata con l'intercetto in scivolata da parte di Evelyn. De Siena, Soldevia con la suola per Bettioli, ancora il numero 11, gran giocata a superare Melissa Barban, palla dentro Mansueto, gran parata di Verdù, Soldevia respinge Natasha Barban, palla che poi rotola oltre la linea laterale del campo, splendida giocata straordinaria da parte di Bettioli a mandare al bar decisamente Melissa Barban, guadagna il fondo, palla dietro a rimorchio per Mansueto appostata all'interno dell'area di porta, brava però bravissima a negare il 4-1 e la doppietta personale alla giocatrice ex Bitonto Marta Verdù. Bettioli riceve da Soldevia, gioca proprio per Mansueto che difende bene il pallone sulla pressione di Melissa Barban, torna all'indietro da Soldevia che allarga sulla destra per De Siena, 1 contro 1, occhi negli occhi con Maretti, calcia in diagonale De Siena, stavolta in 2 tempi molto più facile rispetto all'intervento in precedenza, quello per Verdù. Attenzione alla giocata un po' esagerata, grande poi la finta di De Siena, palla per Soldevia che cerca una compagna, trova solamente Natasha Barban che prima rischia l'autorete, poi rilancia l'azione, Bettioli ne capisce le intenzioni, De Siena calcia, De Siena trova un gol stupendo con la mezza punta, mezzo esterno, con il destro, palla che si incastona sotto l'incrocio dei pali, 4-1. Azione un po' concitata, un po' disordinata da una parte e dall'altra, prima il tentativo di Soldevia di trovare una compagna, trovando solamente Natasha Barban che recupera palla, prova ad autolanciarsi andando però a sbattere su Bettioli che fa ripartire il contro break del tiki-taka, gioca per De Siena che arriva di gran carriera, calcia di prima intenzione con il destro, un pallone che si incastona sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di una decisamente incolpevole Verdù. E dunque il 4-1 realizzato da Rebecca De Siena alla rete numero 9 in campionato, quindi vicina anche lei alla doppia cifra raggiunta nel corso del primo tempo da Soldevia. 4-1 dunque per la squadra di Marzuoli, destinata e vicina ad ottenere la 13ª vittoria del proprio campionato a fronte di 2 pareggi e 7 sconfitte. Chiuderebbe il campionato a quota 41. Duda, Bettioli, Getulio, palla sul destro, non riesce a superare Evelyn che le mette il pallone in fallo laterale, non è calcio d'angolo anche se cambia veramente poco, in sostanza è praticamente quella. Palla per Bettioli dentro, controlla male Evelyn, torna in possesso del pallone Mansueto che gioca da Getulio che cambia lato lato per Bettioli, occhi negli occhi con l'altra 11 in campo, Zandonà sul tiro di Bettioli, arriva la deviazione decisiva di Zandonà, possiamo però assegnare la rete a Brenda Bettioli, 5-1. (14:41) al termine del match, sesto minuto, accelerazione incredibile, devastante del tiki-taka Francavilla ad inizio ripresa nei primi 6 minuti scarsi, 5 minuti e 19 secondi di questa ripresa da 2-1 a 5-1 per la squadra di Marzuoli, con le reti di Mansueto, De Siena e Bettioli, con decisiva deviazione da parte di Eleonora Zandonà, anche se io almeno dalla mia postazione, per quello che ho visto dalla mia postazione, mi sento di assegnare la maternità della rete a Brenda Bettioli. Si tratta del gol numero 12 in campionato. Sugli altri campi ha ribaltato la situazione dell'intervallo il Bitonto con Lussileia e Brunigna, 3-2 ora del Bitonto sul Cagliari, 3-0 CMB Lazio, 4-0 Casa Falconara Kickoff e match cominciato alle 18:30. Montesilvano Futsal Club 2,
femminile Molfetta 1 con la squadra di Zuccotti, che andrebbe a conquistare quantomeno il primo e ovviamente sarà unico successo della stagione in questa ultima giornata di regular season, rendendo un po' meno amaro il saluto alla massima serie, alla Serie A. Montesilvano Futsal Club che appunto chiude per il momento parzialmente a 5 punti la classifica, punti insufficienti a raggiungere il penultimo posto dell'Audace Verona, che è a 7, ma lo sappiamo bene dall'ultima giornata dopo il pareggio sul campo del Cagliari. Bettioli, gran giocata per Getulio calcia, posizione defilata, ha capito tutto molto bene Melissa Barban, su cui poi rimpallo va anche a guadagnare la battuta della rimessa laterale. Verdù poi ha spedito direttamente dal party della collega Duda, che ha già fatto ripartire l'azione. Dicevamo avvio di ripresa devastante da parte del Tiki Taka, che si è portata dal +1 al +4, ha velocemente aumentato il proprio margine di vantaggio da 2-1 a 5-1 grazie appunto alle reti in rapida successione di Mansueto, De Siena e Bettioli, con la decisiva deviazione della giocatrice che invece aveva realizzato il gol dell'Audace nel corso del primo tempo, del momentaneo 1-2. Eleonora Zandonà, terzo gol in stagione per la numero 11 rossonera. Getulio si incunia in una serie di maglie bianche, ha ceduto poi a Soldevia, il cui tiro è stato rimpallato. Ancora Soldevia, palla sul destro, gran tiro potente ma centrale, ha respinto Verdù. 13-17. Oggi Verona che pare un po' sfiduciata in questa fase della gara. E poi il tentativo da parte di Ana Soldevia, che si perde sul fondo dopo aver colto il palo esterno. Melissa Barban, ancora azione personale. Audace che sta un po' troppo ricorrendo alle azioni, alle sortite offensive in solitaria, senza riuscire a mantenere il possesso del pallone per lunghi tratti. Ci prova ora con questa incursione Evelyn, che cerca sul secondo palo Greta Maritti, che era tutta sola, ma bravissima in scivolata Anna Soldevia Delgado. Preziosissimo lavoro difensivo. Entra per la prima volta sul parquet sostituendo Zandonà Ficetto, primi secondi sul parquet per la classe 2005, ex Irpini e Lazio. Alla seconda stagione rossonero ci prova poi Maretti di prima intenzione sulla battuta del corner, andando a calciare però altissimo sopra la trasversale della porta difesa da Duda, anzi colpendo il soffitto del palla Lupattottine. Dunque si è partiti con una rimessa laterale in favore del Tiki Taka che, stando così le cose, anzi ormai ufficialmente non riuscirà più a raggiungere, praticamente ufficialmente non riuscirà più a raggiungere il quarto posto. Dunque sarà costretto ad affrontare l'Ocasa Falconara senza il vantaggio del fattore campo, da quinta appunto classificata. Ocasa Falconara che sta diciamo proteggendo e mantenendo la quarta posizione a 43 punti, con 2 punti in più appunto del Tiki Taka, con il 4-0 che sta maturando al Pala Badiali contro la Kickoff. Doppietta di Isa Pereira, rete anche di Taina Santos e Condò. Ci prova Duda, la deviazione da parte di Zandonà, il calcio d'angolo in favore del Tiki Taka Francavilla. Se ne incaricherà Alessia Guidotti, la giocatrice che ha aperto le marcature nel pomeriggio del Palla Lupattottine, direttamente nella metà campo opposta per Bettioli. Surplus Duda, guadagna ancora metri, guadagna ancora la metà campo offensiva. Bettioli, ancora da Duda, ancora da Bettioli, la numero 11, classe 90, che scambia ripetutamente col proprio portiere, va poi a calciare. Ancora deviazione, questa volta di Natasha Barban, questa volta non decisiva
a spiazzare, a mettere fuori causa Verdù, ma semplicemente a far guadagnare un altro calcio d'angolo in favore del tiki-taka. Ancora Bettioli, ancora Natasha Barban, questa volta è rimessa laterale dal lato destro del fronte offensivo giallorosso. Soldevia, Bettioli, Getulio, all'indietro da Bettioli. 11 minuti, poco più, qualche secondo al termine della partita. Soldevia, un po' di spazio, Soldevia cerca Guidotti, ci ha messo una pezza e ha deviato verso Zandonà Maretti, il lancio di Zandonà poi verso Natasha Barban, molto brava Getulio a difendere il possesso, anzi a far ripartire l'azione delle compagne. Bettioli allarga molto bene per Soldevia, che torna all'indietro da Getulio in posizione di ultimo difendente. Bettioli, Getulio surplus, cerca lo scambio, cerca il dai vai con Bettioli, lo trova anche se Maretti è tornato in posizione difensiva. Ancora Getulio, posizione defilata, va comunque a costringere Verdù alla deviazione in corner. Calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo del tiki-taka, lo batte Getulio all'indietro da Bettioli che controlla e serve Baldassar, appena entrata sul parquet. Ci ho messo un attimo a capire di che giocatrice si trattasse, avevo capito era una giocatrice ai primi secondi, al debutto sul parquet in questa partita. Un attimo il tempo di capire di chi si trattasse. Subito Baldassar, diciamo, vicina al gol, perché era lei la destinataria dell'assist di Getulio. Deviazione, calcio d'angolo, classe 2006, Laura Domenica Baldassar, settore giovanile del tiki-taka. Altra importante giovane nella società abruzzese, punta molto sempre sul vivaio, da far crescere giocatrici, prospetti da far crescere all'ombra e al fianco delle più esperte e navigate giocatrici con grande classe e grande tecnica. Una di queste è De Siena, che recupera palla, prova ad involarsi, il tocco alle sue spalle da parte di Natasha Barban, che chiedeva la rimessa laterale. La rimessa invece è in favore del tiki-taka, in carica proprio Rebecca De Siena. Soldevia, Getulio. Ora Getulio cerca di guadagnare lo spazio buono per la battuta rete, finta di corpo, allarga lato lato da De Siena, che torna a destra proprio dalla numero 10 Jessica Graziella Sant'Anna. Soldevia, gioco di gambe, palla verso De Siena, colta quasi un attimo in controtempo, riparte Maretti, ottima giocata della 21, ancora l'ex Bagnolo che prova il gioco di gambe con l'esterno da Natasha Barban, all'indietro da Ficetto, ancora ulteriormente all'indietro da Zandonà, cerchio del centrocampo per la numero 11 che allarga sulla sinistra Natasha Barban, che prova la conclusione, vista all'ultimo sbucare da Duda, che non può far altro che deviare e mettere in calcio d'angolo. Insidiosa la conclusione da parte di Natasha Barban, classe 2002. Che ora ha ceduto il posto alla gemella Melissa, che va a raccogliere la battuta del corner da parte di Zandonà e calcia alto di prima intenzione. È ora proprio Melissa Barban che va a commettere fallo ai danni di De Siena, che l'aveva saltata molto bene, una sterzata, una frenata improvvisa, ha toccata Melissa Barban. Giusto fallo tattico per evitare poi che De Siena potesse presentarsi a tu per tu con Verdù. È il primo cartellino giallo estratto da Chiara Perona, primo arbitro del match, eccezione di Biella, all'indirizzo appunto di Melissa Barban, prima giocatrice a finire sul taccuino dei due arbitri. Ricordiamo che oggi per la Dacia Verona è assente Luana Puttoff per squalifica, era diffidata ed è stata ammonita nel match del Palaconi contro il Cagliari, match che ha consegnato la matematica salvezza all'Audace Verona domenica scorsa. Calcio di punizione in favore del tiki-taka, 7-8 metri dalla porta di Verdù, non di più, leggermente spostati sulla sinistra. Calcia Getulio, giocata verso Ana Soldevia Delgado, 6-1, tutto fin troppo semplice per il tiki-taka, doppietta di Soldevia che raggiunge quota 11 in campionato. Bello scambio tra lei e Getulio, bella palla da parte di Getulio, ennesimo assist della sua partita, 6-1. Doppietta dunque la prima di giornata per
Ana Soldevia Delgado, dopo le reti di, oltre alle reti di Mansueto, De Siena, Guidotti e Bettioli, anche la doppietta appunto di Soldevia. Resta per il momento l'unica marcatura rossonera, quella di Zandona nel corso del primo tempo. 1-6, 5-3 nel frattempo Bitonto sul Cagliari, 4-0 sia del CMB sulla Lazio che dell'Ocasa Falconara sul kickoff. E dunque per il momento Lazio settima, Cagliari ottavo, Falconara quarto, Tiki-Taka quinto. Dunque ad affrontare il CMB andrà il Cagliari, per il momento ad affrontare la Women Roma la Lazio. Si sapeva già di Bitonto Soccer Altamura, si sapeva già, si doveva solo decidere chi sarebbe stata ad avere il vantaggio della testa di serie del fattore campo tra Falconara e Francavilla. Tiki-Taka Francavilla, per il momento Ocasa al quarto posto. Verdù, sortita offensiva, doppia deviazione, l'ultima a mettere il pallone fuori è quella di Baldassarre. Rimessa laterale in favore dell'Audace Verona, 8,5, poco meno al termine del match, al termine dell'ultima partita stagionale dell'Audace Verona, dell'ultima partita in rossonero di Andrea Rossi, che mi sento di dire davvero è stato il grande protagonista delle ultime 2 stagioni dell'Audace Verona. Dopo un'estate difficile per la società del presidente Betteghella, con un roster profondamente rivoluzionato e, passatemi il termine, ridimensionato, la salvezza forse più sofferta, più difficile, più complicata, al pari di quella del 2023 dopo il play-out contro la Futsal Irpinia per la società rossonera, e comunque è riuscita ad ottenere la quinta salvezza consecutiva, e il prossimo anno sarà il via per il 6º anno consecutivo nella massima serie del futsal nazionale femminile. Ovviamente attenzione alla giocata da parte di Soldevia, che cerca sull'esterno Baldassarre. Aveva una doppia soluzione, era un 3 contro 1, doppia soluzione destra-sinistra, ha voluto forse premiare la giovane classe 2006, avrebbe potuto trovare il primo gol in carriera in Serie A. Non è riuscita però a raggiungerlo con un pallone leggermente troppo arretrato a cogliere in controtempo la compagna. Ha sfumata dunque l'azione della formazione di Marzuoli. Il lancio di Verdù verso Melissa Barban, è arrivata proprio ad intercettare Baldassarre, molto bravo, applauso al suo indirizzo anche da parte di Marzuoli. Evelyn Maretti, su di lei si alza in pressione Getulio, palla lungo linea da parte di Maretti per Zandonà, che cerca Melissa Barban, in anticipo e in uscita Duda. De Siena gioca centralmente per Getulio, cercano lo scambio nello stretto, cerca di restituire il pallone a De Siena, con Maretti che è riuscita ad intercettare e poi ad allontanare. Rientrano sul parquet, doppio cambio per il Tiki-Taka, rientra Mansueto, entra anche con il numero 21 Ilaria Iannelli, classe 2007, anche per lei i primi minuti sul parquet oggi. De Siena cerca proprio Iannelli, che era in posizione avanzata, defilata ma molto interessante per lo svolgersi della manovra offensiva del Tiki-Taka. Palla proprio splendida, imbucata da Soldevia a Iannelli, che era sfuggita ai radar difensivi rossoneri, si era infilata verso il secondo palo alla destra di Verdù. Non è riuscita però a deviare quel tanto che basta per infilare per la 7ª volta il portiere rossonero. Ha sì deviato ma toccando poco, e un pallone che dunque è destinato sul fondo. Un po' di spazio Soldevia, che saggia nuovamente i riflessi, le manone di Marta Verdù. 6 minuti e 6 secondi, come 6 sono le reti del Tiki-Taka in questa partita. All'indietro direttamente De Siena da Duda. Soldevia, gran palla per De Siena un po' di spazio dentro per Iannelli, che non riesce a raggiungere il pallone. Nel frattempo cambio di portieri per Andrea Rossi, che inserisce Lucia Zardini al posto di Marta Verdù, che chiude qui in tutta probabilità la propria stagione più che positiva. Portiere davvero che si è fatta apprezzare per doti sì tecniche
ma anche umane nel corso di queste 2 stagioni alla Audace Verona, ex Tiene, VIP e Infinite, appunto dall'estate 2024 in rossonero. 2 stagioni più che positive per lei. Lo scorso anno si è imposta subito come titolare, quest'anno si è rivelata come una delle giocatrici più forti e più importanti del roster a disposizione di Andrea Rossi. È entrata sul parquet con la maglia numero 27 Lucia Zardini, classe 2007, portiere dal sicuro avvenire, grande elemento fondamentale nelle sorti, nelle ottime, buone sorti del Under 19 negli scorsi anni, l'Under 19 rossonera allenate da Arianna Pomposelli. Quest'anno comunque con un discreto minutaggio in Serie A. Attenzione a Mansueto, Mansueto recupera palla, Mansueto cede a Bettioli e trova Brenda Bettioli, la doppietta personale, 7-1 a 4:53 dal termine del match, doppietta quindi anche per Brenda Bettioli, che aveva trovato la rete del 5-1, ora anche 7-1 sul parquet. Ora anche Chiara Persiano con la maglia numero 7, classe 2006, che sostituisce Eleonora Zandonà. Andiamo a dare un rapido sguardo ai quintetti in questo momento sul parquet per prendiamo però Melissa Barban, palla dentro, ancora Barban che calcia dopo che non era riuscita ad indirizzare verso la porta Evelyn Luana Tosetto. Palla che è tornata dalle parti di Melissa Barban, che da posizione troppo defilata, mi sento di aggiungere troppo, non è riuscita ad inquadrare lo specchio della porta. Ottima azione comunque della numero 9 rossonera, recupera palla poi Zandonà che la ruba a Iannelli. Zandonà perde forse l'attimo giusto, va a sbarrare la strada Brenda Bettioli. Dicevamo sul parquet in questo momento è entrata anche cambio di portieri anche per Marzoli, che ha inserito Luzzi, Silvia Luzzi, classe 2003, al posto di Duda. Silvia Luzzi, portiere ex Lamezia, cresciuta comunque nel vivaio giallorosso dopo un anno, lo scorso anno appunto in Serie A con la Royal Team Lamezia, è tornata alla base, classe 2003. Ottimo, altro portiere del sicuro avvenire. Poco fa ha messo una pezza su un tentativo di deviazione da parte di Evelyn, gli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Audace Verona. 3 minuti e 40, manca poco al termine della stagione dell'Audace Verona, al termine della stagione solamente regolare del Tiki Taka, che appunto affronterà i playoff, affronterà l'Ocasa Falconara. 7-1, quindi doppiette di Soldevia e Bettioli, reti anche di Mansueto, Guidotti e De Siena per il Tiki Taka Francavilla, che ha preso il largo, ha diciamo seminato l'Audace Verona nel corso della ripresa. Primo tempo che si era chiuso sul 2-1, solamente 2-1, con la rete appunto di Zandonà che aveva parzialmente risposto a Guidotti e Soldevia. Bettioli cerca la giocata e la trova per Mansueto. Ritmi abbastanza bassi in questo finale di match. Bettioli probabilmente la migliore in campo, almeno nelle sue giocate in gran parte del match. Cerca Iannelli, la coglie in controtempo, non riesce a ultimare e a perfezionare la giocata. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti al Pala Lupatotina, con le due squadre che, a dire la verità, piuttosto stancamente, diciamo così, si stanno trascinando fino alla sirena finale, al fischio finale. Guidotti, Bettioli, cerchio di centrocampo, attraversa il campo in diagonale da destra a sinistra, trova Mansueto, la giocata poi difensiva molto brava da parte di Chiara, molto buona da parte di Chiara Persiano, che poi però perde palla sul recupero di Nicoletta Mansueto, sul tocco di Guidotti verso Bettioli. La numero 11 si è trascinata il pallone in oltre la linea laterale del campo, poco oltre la linea mediana nella zona offensiva, la rimessa per l'Audace Verona. 2 minuti e 10 secondi, Melissa Barban che prova a calciare
Melissa Barban, gran gol praticamente da il cerchio di centrocampo, poco oltre la linea mediana del campo, a sorprendere Silvia Luzzi. Boato quasi di sorpresa da parte del pubblico del Pala Lupatotina. Grandi applausi per questa giocata di Melissa Barban, gol assolutamente inutile ai fini del risultato finale. 2-7 con questa rete, è l'ottava gioia personale per Melissa Barban, che quindi chiuderà la stagione da miglior marcatrice dell'Audace Verona con 8 reti, a meno che la sorella Natascia non troverà altre 2 reti, almeno 2 reti in questi ultimi 100 secondi di partita. Melissa Barban dunque con l'ottava gioia stagionale, gran gol con un tiro potente che si è insaccato sotto la traversa, baciando anche la parte interna, la parte bassa della traversa, andando poi ad insaccarsi alle spalle di una Luzzi parsa abbastanza sorpresa dalla traiettoria assunta dal destro scoccato da Melissa Barban. Ultimi 90 secondi di gioco, dunque Audace che trova un gol anche nella ripresa. 2-7. Persiano riceve da Natascia Barban e smista per Zandonà, che supera Bettioli con un po' di mestiere. Ancora Zandonà che calcia, bravo questa volta Luzzi a respingere molto bene, poi splendido tunnel con la sola da parte di Getulio a seminare Natascia Barban, a chiudere il triangolo con Bettioli. Ancora Getulio, finta ancora Getulio, questa volta è Zardini a sbarrarle la strada. Splendida comunque la giocata di Getulio. Altro tunnel questa volta di Zandonà proprio sulla 10 ex Lamezia e kick-off. Serie di giocate di alta scuola da una parte e dall'altra. Ormai partita in pieno garbage time. Ancora Mansueto, palla per Getulio e poi la chiusura del triangolo con Mansueto. Le sporca la conclusione molto bene Brutti, ottimo lavoro difensivo della numero 10 rossonera, che poi sportivamente va anche a ammettere che l'ultimo tocco è stato suo. E quindi calcio d'angolo in favore del tiki-taka. Mansueto ha un po' di spazio, Mansueto calcia ancora, brava Lucia Zardini a negare la doppietta pure a Nicoletta Mansueto. Doppiette rimangono solo quelle di Soldevia e Bettioli. Marcature singole per Mansueto, De Sena e Guidotti. Ultimi 30 secondi, ancora Bettioli, un po' di spazio col mancino, Bettioli calcia senza trovare lo specchio della porta, difesa da Zardini che rilancia con le mani verso Maretti. Facile intercetto da parte di Bettioli, che non riesce poi a raggiungere il pallone da parte di Getulio. Si arrabbia in modo molto vistoso in panchina Marzuoli, vero perfezionista, vero tecnico davvero, che non ammette cali di tensione, cali di attenzione, pur sul 7-2 in favore della propria squadra a una ventina di secondi dal termine. Brutti all'indietro da Persiano, veduta la rimessa laterale. Maretti prova ad estreggiarsi, si allunga il pallone, si allunga troppo, cercando di saltare in velocità. Guidotti, Perona è inflessibile e segnala che il pallone ha appunto barcato totalmente la linea laterale del campo. Rimessa laterale in favore del tiki-taka, mancano solamente 3 secondi al termine del match, quindi potremo già, anzi possiamo già, quando suona la sirena, salutare la vittoria del tiki-taka Francavilla 7-2 sull'Audace Verona al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto. Audace Verona che chiude il campionato con 7 punti, una vittoria, 4 pareggi, 17 sconfitte, e la salvezza che era già certa e matematica dopo il pareggio di Cagliari 1-1 della scorsa settimana. Chiude al quinto posto con 41 punti, 13 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte il tiki-taka Francavilla, che però non riesce a scavalcare, a scalzare l'Ocasa Falconara dal quarto posto. Sarà Falconara Francavilla con il vantaggio del fattore campo per le Citizens ai playoff. Gli altri risultati: 7-0 alla fine Ocasa Falconara kick-off, per il momento 2-2 Montesilvano Molfetta, partita cominciata però alle 18:30, 5-0 CMB Lazio e 6-3 ancora parziale Bitonto Cagliari. E dunque la classifica finale vede il CMB al primo posto, poi Women Roma, Bitonto, Falconara al quarto, tiki-taka al quinto, era già certo del sesto posto la Soccer Altamura,
settima alla fine la Lazio, ottavo il Cagliari, fuori dalla zona playoff ma abbondantemente salve anche Kick-Off, Molfetta e Verona, Audace Verona. Montesilvano retrocesso in Serie B, nella Serie B 2026-2027, il quadro dei playoff, del primo turno playoff che scatterà il 10 maggio, CMB Cagliari, Women Roma Lazio, Bitonto Altamura Derby pugliese e il match che sarà senza dubbio il più interessante del primo turno dei quarti di finale playoff, Ocasa, Falconara, Tiki-Taka, Francavilla. Il saluto poi dell'Audace al proprio pubblico e al proprio allenatore, protagonista indiscusso di queste due salvezze, delle salvezze di quest'anno e dello scorso anno, con anche il ciliegina della prima storica partecipazione alle Final 8 di Coppa Italia per la società rossonera, Coppa Italia ovviamente di Serie A. Il saluto definitivo sul finale che appunto pone fine alla stagione dell'Audace Verona al proprio pubblico di casa, sempre numeroso in questo campionato al Pala Lupa Totina. Io quindi vi ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le immagini, per le riprese non oggi ma nel corso della stagione. Oggi alle riprese sempre Filippo Piovesan, lavoro preziosissimo nel corso della stagione. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti, i prossimi anni di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.